In una notte come questa, sentato su un murut, muovevi idee dai pies dentro sta scarpas, plen di gust di vivi. La flora della Valcellina è straordinaria dal punto di vista geologico, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista ambientale. Forse c'è bisogno di farla conoscere di più, farne conoscere anche gli aspetti che sembrano marginali, ma in realtà se dietro ogni cosa, anche dietro un sasso, dietro una roccia, riusciamo a farli parlare e a leggere quello che c'è dietro, soprattutto le persone, allora diventa interessantissimo. Allora, anzi, diventa forse più interessante perché è dominabile visivamente e anche, ancora molto meglio, mettendoci i piedi sopra. Col turismo fatto con i piedi sui luoghi, che permette di guardare, di ascoltare, di sentire i rumori, di sentire anche i silenzi. Padre Davide Maria Turoldo direbbe il silenzio assordante di Dio. La Valcellina è un luogo di risorse naturali straordinario. La gente della Valcellina ha sempre inventato, momento per momento, i sistemi di migliore utilizzo delle risorse senza esaurirle. Cioè io devo prendere dai luoghi quello che mi serve, ma in modo che poi i luoghi si possano ancora riprodurre e ridarmi ancora delle risorse. Se si vuol sentire la Valcellina, bisogna andare a vederla, bisogna camminarci sopra, piano piano, tornare e ritornare, perché non si è mai finito di scoprire delle cose nuove, delle cose sorprendenti.